Sapete che Matteo ha sempre insomma, il coliglio che esce dal cilindro all'ultimo momento, insomma, quindi spetta a lui, insomma, è il nostro segretario, individuare il candidato, ma io penso che insomma, sarà Alberto Stefani. La questione è tutt'altro che di forma. Sarà il Pratone di Pontida a incoronare Alberto Stefani candidato presidente di tutto il centrodestra? È questo l'interrogativo che pervade il popolo della Lega alla vigilia di un evento come sempre atteso, segnato da pulsioni interne, con le varie anime pronte ad annusarsi e misurarsi. 40 i pullman in partenza dal Veneto. Ufficialmente però è il momento della compattezza e della convergenza. Lo è anche per Mario Conte, più volte indicato come possibile candidato governatore. Noi ci saremo numerosi per sostenere Matteo Salvini, per sostenere e ringraziare il presidente Zaia, ma soprattutto per lanciare, speriamo, ufficialmente la candidatura di Alberto Stefani. Non c'è altro tempo da perdere, dobbiamo lavorare per andare a raccontare ai veneti quanto di buono è stato fatto e quanto di buono vogliamo fare. Lei rimane sempre a disposizione se la chiameranno nella lista? Io rimango a disposizione dei miei cittadini. Ma mentre i leghisti sembrano convergere su Stefani, sul quotidiano Il Foglio, il coordinatore veneto di Fratelli d'Italia, Luca De Carlo, a precisa domanda definisce autorevole la candidatura del presidente della Camera, il leghista veronese Lorenzo Fontana, ribadendo che al momento nessuna decisione ufficiale e definitiva è stata presa. Contrariamente agli altri, per noi la candidatura del Veneto non è un assillo a fondo su Pontida, caustica Forza Italia. Non credo che Salvini possa fare un nome se non è condiviso con gli altri leader dei partiti, per cui lui potrà al massimo, credo legittimamente, proporre quello che è il candidato della Lega, dopodiché la sintesi si farà con gli altri. Non credo che sia così, come posso dire, banale e superficiale nel buttare fuori un nome se non è condiviso, farebbe una brutta figura.